Me l'aspettavo perché è una conseguenza della condanna in primo grado che mi è arrivata a fine settembre. La condanna in primo grado, in base alla legge Severino, la sospensione conseguente alla condanna in primo grado dura 18 mesi. Era già stato sospeso a novembre 2021 Dionisio Fiocco dopo la condanna in primo grado per concorso in peculato in un procedimento relativo alla discarica tattica regionale presente nel suo comune. Forte della fiducia della sua lista e dei cittadini, più di 700 lo hanno votato su 1900 abitanti, Fiocco si è ripresentato. L'avviso di garanzia mi è arrivato nel 2014, quindi un bel po' di anni fa. Ho scelto di andare a processo, quindi non ho scelto a dibattimento, non ho scelto riti alternativi, quali patteggiamento, rito abbreviato. Il pubblico ministero a luglio dell'anno scorso mi ha chiesto la soluzione per non aver commesso il fatto, però ahimè sono stato condannato. C'è un passaggio della sentenza nel quale si dice che è evidente che non ho avuto alcun interesse patrimoniale diretto su questa vicenda, però potrei aver avuto altri fini, solo che questi fini non sono stati esplicitati, per cui io adesso ho presentato ovviamente ricorso in appello e sono in attesa che mi venga comunicata la data dell'udienza. La sospensione non pregiudica l'incandidabilità, spiega Fiocco, che ha già presentato ricorso in appello per la condanna, ma ritiene che, prima della giustizia, arriverà la fine del periodo di tempo previsto dalla legge Severino di 18 mesi di sospensione in caso di condanna nei casi come il suo. Fallito il referendum di domenica scorsa, vicende come la sua attendono che il Parlamento si pronunci. Nel frattempo, in comune la Giunta, proprio per questo proclamata a tempo di record, reggerà le sorti del municipio. La guida è già affidata al vice sindaco Guido Temporin con il sindaco consulente esterno.